Ben ritrovati a Pianeta Oggi Reporter. Come avete visto, sentito, per coloro che ci seguono dalle emittenti radiofoniche, il mese di febbraio l'abbiamo dedicato interamente al ricordo del dramma delle foibe. Lo facciamo ogni anno. A seguire siamo entrati su un argomento un po' particolare, un po' delicato, che l'avevamo trattato ancora negli anni 90, ricordo con Radio Treviso 103, con Teleidea da Chianciano Terme, e cioè alla tematica dell'ufologia, cioè gli UFO. Ecco, ultimamente se ne sente parlare alla televisione anche nell'ambito delle notizie che provengono dal conflitto con l'Ucraina, eccetera. Dunque, tutto questo fa pensare. Quindi in pratica non sono allora bugie questi UFO, ma in un certo qual senso si va a confermare della loro presenza. Noi vi vogliamo quindi presentare un'intervista realizzata poco prima della pandemia a un noto ricercatore di fama nazionale e anche internazionale, mi riferisco a Pier Giorgio Caria. Ricercatore, reportagista, molto preparato in materia. Lo abbiamo intervistato in occasione di un convegno proprio su queste tematiche. Può partire subito il nostro servizio. Dunque, per Giorgio Caria si parla tanto di fake news e forse fa comodo a qualcuno, ma sono tutte fake news anche gli UFO? No, assolutamente no. Anche perché io questo discorso delle fake news che improvvisamente impazza su tutti i media mondiali lo trovo ridicolo, perché la fake news esiste da che nel mondo esiste il potere. Sempre il potere ha usato le fake news per ingannare il popolo e mantenere i suoi privilegi, e quindi non capisco, o meglio lo capisco perché c'è la fake news, perché la classe giornalistica è corrotta fino al midollo, salvo rari casi. Quindi una classe giornalistica che raccoglie e amplifica immediatamente gli stimoli che arrivano dalle stanze del potere. E perché oggi arriva lo stimolo della fake news, che è un fatto storico accertato? Perché oggi il popolo ha a disposizione, grazie a internet, tanta verità, e questo sta facendo molta paura. Allora si sono inventati queste storie qui per creare confusione e trasformare in fake news delle verità conclamate, come il fatto che ci stanno avvelenando nell'aria con le scie chimiche. Ci sono tutte le prove scientifiche di questo, basta cercarlo. Ma se noi continuiamo a essere passivi e a accontentarci delle cialtronerie che ci vengono dette nei telegiornali o attraverso i maggiori quotidiani, è ovvio che crederemo all'asino che vola. Quindi io dico alle persone: informatevi e diffidate dei grandi media, perché sono i servi del potere. Sempre hanno ingannato i libellisti, il popolo. Quindi la fake news è un fatto storico. Fin da quando esiste potere, sempre, lo ribadisco, il potere ha ingannato l'umanità attraverso le notizie false. Questo vuol dire fake news, notizia falsa. Quindi le notizie false fanno parte della storia dell'umanità. Allora, se gli UFO non è vero niente che esistono, ecco, ritorno alla classica domanda, ma perché allora tutta sta segretezza? La segretezza sugli UFO perché gli extraterrestri sono contrari, sono ostili nella loro forma pacifica a come il potere viene gestito in questo mondo, a come vengono sfruttati ignobilmente i popoli, a come sono ingannati, fatti morire attraverso atroci sofferenze. Quindi il sistema non è tanto contrario agli UFO in quanto macchine volante, è contrario alla filosofia, all'etica e ai concetti altamente evoluti della società, della civiltà extraterrestre. Questo fa paura al potere, non l'UFO in quanto macchina. Ecco, è qua il punto, perché c'è dentro qualcosa. Cosa c'è dentro agli UFO, cioè, o meglio a questo contenitore? Dentro questo contenitore ci sono uomini, esseri umani, non bestie feroci come quelle che circolano sul pianeta Terra. Ora io vi chiedo di fare un attimo di immaginazione. Pensate a un astronauta extraterrestre che si avvicina sulla Terra e vede l'ambiente distrutto, l'inquinamento, la tratta degli schiavi, le donne violentate, i bambini violentati dai pedofili, l'ingiustizia sociale, i popoli che muoiono di fame, le malattie, la big pharma, le frodi bancarie, la corruzione politica, la scienza senza coscienza che costruisce veleni e armi. Ma che bel panorama il pianeta Terra! È ovvio che per un'umanità che vive in questo modo, un essere etico e che ci ammonisce severamente su questo andazzo,
pena una grave autodistruzione se noi non ci ravvediamo, cioè non cambiamo stile di vita. È ovvio che il potere è ostile a questa verità, non all'UFO in quanto macchina, ma all'essere umano che pilota l'UFO e che viene da altri mondi a portarci un messaggio di etica, di pace, d'amore e di fratellanza. Poi qualcuno che pensa di essere superiore agli altri farà il solito risolino sprezzante e dirà favolette per bambini. Va bene, che se le tenga lui le verità serie dell'orrore di questo mondo. A me non piacciono, preferisco le favole. Ecco, dunque, tu prima hai nominato in conferenza un personaggio che molto probabilmente le nuove generazioni non conoscono. Io sono andato anche a trovarlo, l'ho intervistato, mi riferisco a Eugenio Siragusa. Ecco, possiamo spiegare quindi a queste nuove generazioni chi era questo personaggio noto a livello internazionale? Eugenio è stato un contattista. Ebbe la prima esperienza diretta con la realtà extraterrestre il 25 marzo del 1951. Quindi che li ha visti, vuoi dire? Li ha incontrati, certo, ha visto l'astronave e poi il primo incontro fisico lo ha nell'aprile del 1962. Da quel momento in poi Eugenio ha avuto decine e decine di incontri con gli extraterrestri, ai quali gli hanno dato un grandissimo numero di informazioni sui vari rami dello scibile, tra cui quello che per me risulta quello più importante, che è la scienza dello spirito, cioè quella scienza che spiega la natura trascendente dell'uomo e le leggi che governano l'evoluzione dello spirito. Ecco, anche lui a suo tempo ha avuto non poche difficoltà per divulgare questa informazione. Assolutamente sì, siccome gli extraterrestri informavano Eugenio anche di segreti militari o di strategie nefaste che questi potenti stavano per mettere in atto, ecco quindi che era scomodo al potere, quindi il potere si è mosso, ha ordito una congiura, Eugenio è stato incarcerato con accuse ignobili. Solo che gli extraterrestri hanno scatenato un putiferio in quei mesi, sto parlando della fine del 1978 e i primi mesi del 79, e quindi ci sono stati migliaia di avvistamenti in Italia, e la cosa curiosa è che gli avvistamenti li avevano soprattutto pubblici ufficiali, polizia, carabinieri, guardia di finanza, eccetera, eccetera. E quindi... Se ne parlava anche nelle testate nazionali. Assolutamente. Ricordo, io facevo, credo, l'inizio delle scuole medie, prima media, seconda media, e si parlava di questa cosa. Assolutamente sì, il fatto ha avuto rilevanza nazionale, soprattutto quando Eugenio è stato incarcerato ne hanno parlato tutti, poi quando Eugenio è stato scarcerato e assolto con formula piena nessuno ha detto praticamente nulla. Come al solito la stampa vigliacca, codarda e venduta al potere ha esaltato il complotto e non ha poi compensato con la verità, cioè che Eugenio non era vero che avesse fatto niente di male, ma che era stato vittima di un complotto ordito come tanti altri da oltre Atlantico. E questo la dice lunga. Un altro elemento che conferma. Anche dici, ecco, ripetilo che non ti hanno sentito. Anche da oltre Atlantico, perché ci sono stati anche altri poteri che avevano interesse a far sparire questo personaggio. Un po' come avviene proprio in quegli anni di piombo, tra virgolette, con la P maiuscola, no? Ecco, situazioni un po' così. Gli anni 70 sono un momento di grandissima fibrillazione sociale, l'omicidio Moro, le Brigate Rosse, quindi è stato un periodo terribile di cui ancora oggi ne stiamo pagando le conseguenze, sempre peggio. Ecco, poi in conferenza hai anche fatto vedere le conseguenze a dir poco drammatiche, non so nemmeno che aggettivo adoperare, mi riferisco alle conseguenze dei test atomici, della radioattività nel pianeta, esperimenti nucleari che hanno fatto. Sì, la naturalista Bertel stima, e io penso per difetto, in 1 miliardo e 300 milioni di morti i danni provocati, le vittime provocate dall'era dei test nucleari. Quindi un'ecatombe, diceva giustamente il terzo messaggio di Fatima, milioni e milioni di uomini periranno di ora in ora a causa appunto di questa energia mortale. Quindi è una triste eredità di cui a tutt'oggi ne paghiamo le conseguenze, perché le particelle radioattive disperse nell'ambiente non solo dai test nucleari che sono stati oltre 2060 fino ad oggi, ma anche dagli incidenti nucleari del nucleare civile, hanno causato nel nostro mondo terribili danni anche all'anello magnetosferico terrestre, alle fasce di Van Allen, quindi un pianeta più squilibrato, più terremoti, più malattie. Una cosa terribile, ma l'uomo di questo mondo è fatto così
e non riesce a cambiare. Questo è drammatico. Andiamo incontro allegramente verso la morte, sperando assurdamente, stupidamente, il popolo spera che coloro che sono la causa del male ne siano anche la cura. È impossibile, non si può chiedere la salute al cancro e il benessere al colera, bisogna debellare la causa del cancro e del colera. Ecco, un'ultima cosa ancora, Pier, io penso che questa presenza, questa potremmo dire in base alla documentazione che esiste, che questo possa creare dei problemi a coloro che comandano il pianeta, cioè al potere dell'alta finanza, i poteri, diciamo, i poteri occulti e poi da lì insomma a scalare. Cosa pensano di fare secondo te? Lasciare che la cosa scorra così, che se ne parla solo nelle conferenze, oppure potrebbero anche prendere qualche iniziativa questi signori, se poi vogliamo chiamarli signori? Ma questi personaggi oscuri che hanno in mano il pianeta Terra, che sono soprattutto coloro che hanno in mano l'economia, quindi i fabbricatori di soldi dal nulla, della moneta Fiat, e i fabbricanti di armi, fabbricanti e spacciatori di armi, e loro ovviamente temono questa presenza perché sanno benissimo, ne hanno tutte le prove oggettive, scientifiche e tecnologiche che sono estremamente superiori e più avanzati rispetto a noi. Però fino ad oggi non sono intervenuti direttamente, diciamo non appalesandosi a tutto il mondo, e quindi sperano che non lo facciano, ma sanno anche che potrebbero farlo, quindi sono molto preoccupati. E al di là di tutti quelli che sono stati gli inganni che loro hanno messo in atto fino ad oggi attraverso il cinema, le televisioni, le riviste, spacciando questi esseri come demoni, come succhiasangue, succhiaanima e chi più ne ha più le metta, ma hanno timore che loro, così come dissero ad Eisenhower, vi diamo 50 anni di tempo, fatto accaduto nel 1954 a febbraio, vi diamo 50 anni di tempo per cambiare idea, dopodiché noi ci riterremo liberi di atterrare a nostra discrezione senza chiedere il permesso a nessuno. Quindi l'ultimatum è scaduto nel 2004, per cui da quel momento il potere è un po' in allarme. Non a caso nel 2013 al convegno del World Economic Forum a Davos uno dei 5 fattori di rischio per il sistema è la scoperta di vita extraterrestre, soprattutto ovviamente di vita intelligente. E quindi cosa hanno in mente di fare, oltre a quello che già hanno fatto fino ad oggi, soprattutto per cercare di tenere le loro pecore lontane dalla verità in modo che rimanessero dentro il recinto? Uno dei loro diabolici piani è quello di usare tecnologie extraterrestre, costruire delle false navicelle e attraverso dei sofisticati proiettori olografici proiettare nel cielo una flotta extraterrestre dove ci sono anche alcune false astronavi e attaccare una città terrestre per dichiarare la corte marziale in tutto il pianeta Terra e blindare l'umanità sotto il ferro delle armi. Non so se gli extraterrestri permetteranno questa cosa, ma se dovesse accadere sappiate che è il più grande inganno della storia, si chiama progetto Blue Beam, cioè raggio blu, ed è un progetto che io ne sono venuto a conoscenza nei primissimi anni 90, quando ancora non ne sapeva niente nessuno, perché un importantissimo ricercatore americano venne a trovarci qui in Italia e ci svelò che pochi giorni prima un infiltrato dei servizi segreti gli aveva trasmesso questo fatto. Ora, lo faranno o non lo faranno? È accaduto a dicembre dell'anno scorso che è stata filmata da 3 persone diverse a Washington una gigantesca piramide che ruotava sopra il Pentagono. Allora, i mezzi extraterrestri non hanno quelle forme lì. Quindi secondo me è un test di questi proiettori olografici. Ovviamente la maggior parte dei ricercatori ci sono cascati pensando che fosse un'astronave aliena, ma io penso che possa essere un grande inganno, perché curiosamente pochi giorni fa il Pentagono ha ammesso di avere ancora il suo programma di studio sugli UFO e addirittura hanno autorizzato i piloti a parlare dei loro avvistamenti. Allora questa gente non ha mai il bene nella testa, quindi se loro stanno aprendo a una disclosure, cioè a una rivelazione, io ci sento puzza di trappola e di bruciato, quindi stiamo molto attenti che potrebbe essere il piano Blue Beam che sta entrando nella sua fase operativa. Io ti ringrazio moltissimo per Giorgio Caria per queste preziose informazioni e altresì la grande documentazione che abbiamo visto in conferenza. Buon lavoro. Grazie a te Massimo e grazie a tutti coloro che hanno voluto ascoltare questa intervista. Grazie. Riprendiamo da studio, ringrazio Pier Giorgio Caria, ricercatore, reportagista, molto preparato in materia.
Nel corso della trasmissione abbiamo anche ricordato, come avete visto, un grande personaggio all'epoca, anni 60, anni 70, che aveva fatto parlare gran parte dei giornali. Lui era Eugenio Siracusa, che il sottoscritto era riuscito ad intervistarlo nell'autunno del 97. Per il momento ci fermiamo qui, proseguiremo ancora su queste tematiche, ma comunque poi spazieremo anche su altri argomenti ancora. Nel frattempo io mi congedo da voi, vi saluto, grazie per la vostra cortese attenzione. Il prossimo appuntamento con Pianeta Oggi Reporter è previsto per la settimana successiva, sempre agli stessi orari. A risentirci.